Buonasera, Alma. Buonasera, Sasà, e a dove ne vai a bene? Coppa sta mio cognato di Milano. Mia moglie ha detto va a accattare 2 birre e 2 tarallo. Un fratellino ci piacciono i tarallo. Il tarallo nasce nel 1700 nelle botteghe dei panettieri napoletani, dove, oltre all'impasto in esubero, venivano aggiunti sugna, pepe e mandorle. Nasce così un tarallo in sogno e pepe. Ma tu sai che l'ha inventato tarallo? Tonini Coppi Quartiere. Un giorno Maria, moglie di Tonino, figlia in Anninella Capera, i Coppi Quartiere, tra senti in da panetteria, dice Toni, magari sta rimasto su un bastruppa, che fu rimane là, fa una cosa, mettici un po' in su, un po' di pepe, ci butto 2 uccellai e fa 2 biscotti salati. Tonino prese l'impasto, lo reimpastò con la sugna, ci mettette un po' di pepe, una francatella di mandorla a sentimento e fece degli anelletti intrecciati e li infornò. Arma, manca 10 minuti. Una dura che si sentiva per tutto il week. Vittorio, arrivava a fare l'ignameria in betta la panetteria. Appena si andette a dura, una settimana la panetteria dice Toni, mamma mia, ma che resta a dura? Toni inizia tutto attigiuso, dice Vittorio, ci ho inventato tarallo in sogno e pepe. Te assaggi. Vittorio al primo posto. Dice, mamma mia, rimase estasiato da questa prelibatezza e con voce commossa fu lì che nacque la famosa frase Toni, un coppa a sto tarallo, ci vuole un bicchiere di birra.